Dovremmo lavorare fino al 10 giugno con l'idea che ci manchi un voto per vincere e questo deve essere il nostro tormentone, dobbiamo cercare questo voto. Giancarlo Gentilini capolista, i suoi fedelissimi Giuseppe Basso, Sandro Zampese, Pierantonio Fantona, Armando Mazzobel, Vittorio Zanini e poi gli intramontabili Mirko Visentini e Toni Dotto e ancora l'ex grillino Alessandro Gnocchi, l'avvocato Fabio Capraro, il presidente dell'associazione 7 Aprile Antonello Aurelia, in una loggia dei 300 affollata la presentazione dei 32 nomi della lista Zaia Gentilini, quella che promette il 10 giugno di far man bassa di voti. Non ho bisogno di nomi, io ho bisogno di gente che va in tutti i posti e che non ha paura di nessuno. Come Gentilini non ho mai avuto paura per 22 anni. Zaia e Gentilini in campo per Mario Conte, il governatore scherza col futuro sposo che convolerà a nozze a Svelato in un paesino dell'Emilia Romagna. Non avevamo nulla da fare, io come sapete non ho niente da fare tutto il giorno. Gentilini si ha un impegno, il nuovo Renzo e Lucia ha promesso sposo. 6 liste per Conte, forse 7 se Enrico Renosto proporrà una sua squadra, troppe secondo qualcuno. Ad oggi la coalizione che è in campo è composta da 6 liste, se ci saranno altre forze che vorranno sostenere il nostro progetto si faranno avanti. Oggi io presento queste 6 liste orgogliosamente. Intanto l'Istituto di Sondaggi Scenari Politici ha diffuso un'indagine tra 800 trevigiani da cui risulta che Conte e il principale avversario, l'uscente Manildo, sono vicinissimi nei consensi, 42% per Conte, 41,5% per Manildo.